per lasciare il posto a Francesco Deiana di Ittiri. E quando dico Francesco Deiana vuol dire che chi ha iniziato questa serata per festeggiare il vostro santo patrono San Pietro chiude questa bellissima serata con il saluto che poi proseguirà, appunto, come abbiamo detto, con tutti quanti voi ballando in piazza. Però intanto richiamo qua sul palco, per chiudere questo meraviglioso, come dire, momento di grande folklore che abbiamo vissuto stasera, chiamando il gruppo folk Salvatore Manca di Ploaghe. E l'applauso non glielo fate, ma che pubblico siete stasera, brave, così. Eccole qua, ed eccoli qua gli amici di Ploaghe, pronti per il saluto finale che voi farete al vostro santo patrono, ma farete al vostro paese, e poi balleremo naturalmente in piazza. Sergio è pronto, Francesco è pronto, abita ormai agricoltura si verte dei lumi della ragione. Caro Piero, il ballo che salutate? Su Balludundu non può non essere che quello, a Saviacasa naturalmente. I saluti dopo, i ringraziamenti dopo. Adesso godetevi veramente questi meravigliosi ragazzi e queste splendide ragazze di Ploaghe e Francesco Deiana di Ittiri.
E bravi, veramente molto molto bravi questi splendidi ragazzi e queste splendide ragazze di Ploaghe che hanno voluto salutare con questo Ballodundu questa festa meravigliosa di San Pietro. Adesso voi salutate e poi andrete giù a ballare con gli altri naturalmente, però intanto grazie anche a Francesco Deiana di Ittiri per l'accompagnamento. Gruppo Salvatore Manca di Ploaghe, grazie perché esistete ed è la cosa fondamentale. Buona estate anche a voi, gli amici di Ploaghe. Intanto grazie di cuore e facciamo l'ultimo applauso a Giampaola che oggi compie 50 anni. Non se l'aspettava, se le volete fare anche la canzoncina fatela, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Allora, grazie di cuore a tutti quanti voi, ma soprattutto grazie di cuore al comitato. Io avevo segnato un sacco di nomi del comitato, ma mi hanno detto no, nessun nome, ma dire il comitato in generale. Quindi grazie a tutti i ragazzi e alle ragazze del comitato che hanno reso bella questa festa del 29 giugno del 2026, la festa di San Pietro, il vostro santo patrono. Adesso Davide Caddeo ci accompagnerà per il ballo in piazza finché ne avrete voglia, e io vi dico soltanto una cosa: grazie di cuore per essere stati qua questa sera. E una sola raccomandazione: quando andate in macchina andate piano, perché chi va piano va sano e va lontano. Buonanotte Ploaghe, buonanotte di cuore a tutti e a tutte, grazie.